Dal cesso dei canotti al gabinetto in casa. Stasera in campagna con i miei e dopo marità sono a stare in paese come moglie per essere più comodo al lavoro. Mi ho catà da casetta in affitto e mio papà e che voleva stare con gli altri due. Mia mamma era morta da un bel tocco. Appena dentro su sta casetta ho detto a mio papà: "Papà, adesso te che c'è in casa, non hai più bisogno che te vai fuori con l'ombrella e anche te puoi fare i tuoi comodi come te vuoi, che nessuno te sente e nessuno ride." Lui mi ha risposto: "Cosa che tu detto? Ni al cesso in casa, si tomato. E poi dentro in te il gabbiotto, lì no, caro." Ma moglie l'ha sborzato un pochettino e le ha detto pur di farlo convinto: "Papà, ero mia contento che ha anche la comodità di sentarsi come sul trono del re. Sì, vengo anche a te, fammi una carità, mi hai cesso in casa, mai." Lì, torno una volta, erano tutti i campi e nella stradella quel fosso parte per parte con dei bei selgari grossi e alti. Mio papà, quando che scappava, si toglieva sulla bicicletta e gli forcava la stradella. Quando tornava a casa, anche se non si sapeva dove era stato, mi diceva: "Il mio sito sta, papà", e lui: "A sondare, a molarghi di un giozzetto, e se no, a beare la poletta e la pianta che ho appena piantata." E avanti così sia di giorno che di sera. E sta solfa le durava per un bel tocchetto. Non il badava né al caldo né al freddo e voleva stare a Cesare come quando che l'aveva in mezzo ai canotti e sentiva la mancanza del successo. Avviene che una sera vedemmo che depressa il sulla bicicletta e il parte. Credevo che venisse a fare un giretto da qualche suo amico, o dopo 5 minuti e ne capita a casa, rosso invasà e va dritto in bagno. Mi e mia moglie se guardavamo e si stuprovamo il naso e siccome che le scarpe e se le solava lui coi copertoni, vedemmo che in te pavimento il galassato le peste ben ricamà. Insomma, per farla finire, era pieno come un uovo. Dal gabinetto e gacciamai mia moglie perché la che portasse tutto diritto. Se capisse che stando sentata sulla sedia della bicicletta e se aveva arrampicato su per la schiena. Dopo abbiamo saputo che gli aveva tolto anche la purga. Quando venivo fuori dal gabinetto non si sapeva se era rosso da ridere o da granché che era arrabbiato. Fatto sta che quando ho domandato cosa era capitato, il mi ha detto: "Tasi, sono a risico al fosso per fare i miei bisogni e appena che mi sono accomodato bene e era lì pacifico, non è passato lì uno che mi dice: 'Ehi là, evangelista!' Allora mi depressia, mi sono tirato sulle braghe come era e ho ciappato la bicicletta e sono venuto a casa. C'era un po' quello e come che l'ho fatto a conoscere con uno scuro che era. Carlì è il matentuto sicuro. Basta, adesso non vado più per i fossi e neanche per i campi. E noi altri, zo a ridere da piccare carnevale e dopo ho detto: manco mai che qualche dunque ha fatto un'opera pia. Ti voleva proprio che da sbarazzata lì per andare al gabinetto in casa. E il bello lì che non ho mai saputo chi era e neanche noi altri. Al manco per ringraziarlo del piacere tanto che ne ha fatto, se non mio papà e sarei ancora per i campi."